Buonasera da Udino Baggio per Roblox in quel del Palacosmos, la squadra di casa, il Cosmos 9 ospita il Pupi. La prima giornata ha riposato. Il Cosmos arriva da un 2-2 fuori casa contro pronto Kingsford Boateng. Si comincia e la squadra legge il pallone. Lo scarico dietro. Messa alta il pallonetto, si chiude il triangolo. Boateng va alla conclusione dalla distanza. Lo insegue Berto, sbaglia il controllo. C'è Ogda che si avventa sul pallone. Ogda è libero anche Boateng. Boateng servito a tu per tu. Tuta dietro Bresolin. Bresolin la controlla. La palla out. E io ne approfitto anche per promuovere un'importantissima iniziativa del Cosmos 9 per il reparto di recupero e riabilitazione funzionale di Vicenza, per donare una speranza. Quindi vi invitiamo, e il Cosmos 9 vi invita ad aprire il vostro cuore ed aiutare chi ne ha bisogno. Qui sotto avete tutte le informazioni necessarie. Dentro per Boateng. Boateng tutto solo, spacca la traversa. Perché al varco si allarga Boateng e quindi palla dentro per Bortolotto. Ogda riceve da Boateng. Ancora Boateng. Rodaro con la mano, forse fuori area, ma si continua. Tocco dietro per Piazza. Piazza la lascia Andrea Panico. Panico va in profondità, intercetta, invece no, ancora palla per il Cosmos di fronte al portiere! Nicolò Alessio porta in vantaggio i suoi, è Cosmos 9-1, Pupi 0. Corner, marca anche Bresolin, poi la palla invece messa in mezzo per Alessio, di prima, Alessio ancora, doppio. Palla in profondità, buca la difesa Zagoli, Zagoli una finta, palla termina out. Ogda vuole l'1-2, Ogda non seguito, Ogda la riceve, Ogda di fronte al portiere! Il gol del numero 5, il secondo del suo campionato, raddoppio per il Cosmos. Per Olivotto trova il varco per Buxa, Buxa di fronte al portiere! Pallonetto morbido, il primo gol della stagione per il Pupi, lo segna Nicolai Buxa. Medina la scarica a Piazza, Piazza va a largo. Pressato, Medina al taglio, Medina allo spazio per concludere, trova una botta fulminante di sinistro, Riccardo Medina, alla dietro lasciata scorrere Zande Giacomo, Kevin Punk lascia il posto a Berto, Berto cercato da Panico, Berto di fronte al portiere, Berto la mette lì sull'angolino sotto le gambe di Rodaro e fa 4-1 Cosmos. Anche Bortolotto, Buxa dietro, si avvicina poi alla fine per Buxa, conclusione col mancino. Ogda allarga per Piazza, Piazza può andare, Piazza da Alessio, la porta è vuota, c'è solo il difensore di fronte a lui, lo becca Alessio, la palla torna fuori e il gol di Andrea Bresolin che si aggiunge al tabellino dei marcatori e trova anche la rete numero 2 del suo campionato. Mezzo Piazza che Boateng, ma va alto da Bresolin che si coordina. Fine primo set al Palacosmos, doppietta personale di Andrea Bresolin e 6-1. Tocco dentro, portiere in movimento, palla resta lì, Medina direttamente dalla propria porta, gran gol di Medina. 7-1 Cosmos, in 4 su di lui, alla meglio la squadra di casa. Boateng riparte a sinistra, Berto servito in uscita a Rodaro, si allarga, il tocco dietro per Buxa col mancino, la parata di Panico. Corner, si avvicina Bursi, la palla out per Bortolotto e trova il gol del 7-2 Matteo Bortolotto. Ripartire velocemente in 3 contro 1, Tapur la porta al centro, la conclusione e il gol dell'8-2 di Shakur. Cosmos dilaga, attende solo il fischio della sirena che arriva in questo preciso istante. È buona la prima casalinga per i ragazzi di mister Luigi Zanetti. Il Cosmos 9 vince per un sonoro 8-2 contro il Pupi.